Ricordate quindi l'appuntamento domenica 25 con l'ultima puntata di Penalty, ma soprattutto con Penalty Awards, dove si premieranno i migliori di questa stagione dilettantistica 2013-2014. Allora, mettiamo da parte il campionato interregionale con tutti i suoi vari strascichi legati anche alla vicenda Due Torri e l'omaggio giusto e doveroso a Marco Salmeri. Parliamo adesso del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con una schermata perché ci dà il quadro completo del girone A. Dico bene Alessio? Sì, esatto. Parliamo del girone A dove a sorpresa devo dire la Parmonval è riuscita a vincere questa partita importante col Marsala. Aveva il favore il privilegio di giocare nel proprio campo per via del miglior piazzamento in classifica, 0-0 nei tempi regolamentari. Durante i tempi supplementari il Parmonval segna la rete decisiva e vola verso il campionato nazionale dilettanti. Strano perché il Marsala insomma ha un blasone importante, però evidentemente non è stato sufficiente per a volte io riprendo una frase che ha detto Uberto Previti qualche settimana fa quando è venuto ospite in questa trasmissione. Allenatore di calcio a 5. Esatto, allenatore del Mascalucia Calcio a 5. Il blasone è spesso un'arma a doppio taglio perché fa sì che qualsiasi squadra tu incontri gioca col coltello tra i denti. È vero, Turi, è vero questa cosa, il blasone del Marsala non è stato sufficiente, forse l'entusiasmo del Parmonval. Scusa, io questo giro non lo conosco. Di quale zona? Siamo nel Palermitano. Nel Palermitano, Palma di Montechiaro mi pare. Palma di Montechiaro, ecco, hanno cambiato. Quindi Agrigento. Beh, chiaramente il blasone lascia il tempo che trova, poi sono i fatti, poi il campo quello che comanda, indubbiamente. Soprattutto le dilettanti. Ma io ti posso dire in tutte le categorie. Sì, però a maggior ragione. Però il blasone di squadre di Serie A è sempre quello, può essere qualche annata, ma nel calcio dilettantistico. Il Parmonval tra l'altro ha fatto una stagione un po' altalenante perché nella parte iniziale un po' zoppicava, poi nella parte finale si è ripresa, ha fatto una grande trionfato. Gattopardo. Sì, ecco sì. dove anche si chiamava perché se andiamo a vedere il corso del campionato, il Marsala è stato attardato per gran parte del campionato. Anche il Marsala ha inseguito i playoff, li ha presi nelle ultime giornate, perché se andiamo a vedere le prime classificate, Camarat, Leonfortese che poi ha vinto il campionato, non vediamo il Marsala nelle attenzione perché questo Marsala poi ha eliminato l'Alcamo che è arrivato secondo in classifica, quindi voglio dire era anche con i favori del pronostico. Ternallotto sono spareggi, sappiamo benissimo. Sarà un ternallotto anche il girone B del campionato di eccellenza, possono partire delle immagini riguardanti il Taormina, serviranno da sottofondo per parlare con Giuseppe D'Arrigo di questo Taormina che all'inizio, diciamolo pure, nessuno dava alto in classifica. No, non parla il papà, parla il figlio. Giuseppe. No, ma è stato grazie anche al mister Decento sì, che è riuscito a farci giocare bene contro qualunque squadra. Avete tra l'altro fatto una partenza un po' titubante, poi avete fatto un bel filotto, momento di crisi e poi grande finale che vi ha permesso di recuperare alla grandissima e di arrivare secondi, che è una posizione importante in vista dei playoff, no? No, veramente siamo arrivati quarti. No, giusto, scusami, perdono, giocherete con la seconda, perdonami. Giusto. Una mia gaffa, ti chiedo scusa. Contro il mister Bianco, anche se siamo fuori casa, sarà una partita difficile, però abbiamo tutte le carte per poter passare questo turno. In squadra che atmosfera regna? Di consapevolezza dei propri mezzi però? Sì, però abbiamo anche qualche squalificato, però non ci buttiamo giù di morale e tendiamo di passare questo turno. Papà D'Arrigo. Sì, devo intervenire. Dai, di qualcosa. Perché sono il primo tifoso di questa squadra. Sei papà, tifoso, allenatore. Con il fatto di allenare il settore giovanile giochiamo solo la mattina, il pomeriggio tranquillamente posso andare a vedere chi di competenza. E anche qualche trasferta anche più lunga. Certo. È stata una grande sorpresa. Sì. Da premettere, mio figlio all'inizio era tesserato con la Tiger. La Tiger Pro. Poi non si è trovato bene, qualche infortunio, qualche problema fisico, il Taormina l'ha richiesto, è passato alla Taormina e si è trovato in un ambiente ottimo, Decento è riuscito a fare una bella squadra. Ma dobbiamo ricordare che all'inizio il Taormina rischiava di non iscriversi. Di non iscriversi, questa famosa cosa è la più grande sorpresa del girone. E quindi... Poi quando si è iscritta chiaramente gli obiettivi erano di salvezza. Questa partita finale? Allora io posso dire una cosa, anche se sono un po' di parte, gioco un gran bel calcio.
hanno un gran bel ritmo di Mister Bianco partita. di Chiavaro però... Certo, però ecco, il problema sarà anche il problema del campo. È vero. Il Mister Bianco è un campo difficile, Sì. difficile perché incontrerà una squadra Terra difficile, battuta. terra battuta, c'è poco da giocare, loro sono abituati a giocare in un sintetico. Quindi ottimo. sarà veramente Sarà una partita da non molto perdere. dura, molto Tra l'altro dura. non si sa ancora quando si gioca perché c'è tutto l'abbinamento legato alla San Pio che deve fare questa finalissima in prospettiva Coppa Italia per poter eventualmente accedere direttamente alla Serie D. Se dovesse perdere farà i playoff, se dovesse vincere scatterà il posto libero per l'Igea Virtus, quindi c'è un ingarbugliamento totale. Nel frattempo i ragazzi si devono soltanto allenare e basta e un po' di pensare. settimane che si allenano. Turi, voglio sapere un pronostico su questa partita però, Mister Bianco Taormina. Sono due amici miei. Infatti, per questo ti voglio mettere in difficoltà. Sia Saro Decento e sia Gigi Chiavaro. È vero, è vero, è vero. Indubbiamente. E chi dai vincente? Ma vedi, in queste partite non c'è mai un pronostico ben preciso, perché anche se il Mister Bianco ha qualche cosa in più per il fattore campo, eccetera, però gli episodi possono essere favorevoli o meno a secondo. Quindi per cui non ho... Certo, Sarà un po' dura. più avvantaggiato magari diciamo che sia il Mister Bianco. Ma Perché ha due io risultati su tre. Esatto, Certo. chiaramente come Giocabile. giustamente dice Salvo, anche Saro Decento fa giocare le squadre come? bene perché E la come? verità nel Corrono torneo, tantissimo, no? È risaputa quindi questa lui cosa. oltretutto perché viene dalla scuola di Zema. Un certo Zeman, sappiamo sì, per benissimo. cui ha questa filosofia, diciamo. Va Qualche benissimo. insegnamento la... Scopriremo tutto nelle prossime settimane quando finalmente si giocheranno questi playoff del girone B del campionato di eccellenza. Adesso ci fermiamo, Federica lancerà la pubblicità, appena rientreremo lanceremo lo spazio dedicato al Match Talent, il torneo di calcio a 7 che noi di Penalty stiamo seguendo puntualmente ogni settimana. Sì, Ettore, abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario, rimanete ancora con Penalty.